supporting of the president and his policy. FBI scientists have found chemical traces consistent with a bomb or a missile on a piece of wreckage. Police using clubs and tear gas against demonstrators. So-and-so and a white fascist. Right, they said you're getting some of your own medicine. Va ora in onda Te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio. Welcome everybody, buongiorno a tutte e a tutti, questa è Te la ridò io, l'America, questo è il nostro appuntamento settimanale su Radio Libertà dedicato al paese a stelle e strisce. Chi vi parla è Matteo De Sio, pronto per iniziare la nostra rubrica sempre piena di notizie. Infatti, finalmente, ad esempio, possiamo dire che è terminato lo shutdown, la chiusura del governo federale, uno shutdown che ha messo in difficoltà, ad esempio, i lavoratori federali, ovvero i lavoratori statali americani che da più di un mese non ricevevano il proprio salario, il proprio stipendio. Parliamo quindi di una difficoltà enorme per le persone comuni, ma non solo. Lo shutdown ha messo in difficoltà anche i poverissimi, perché non ricevevano gli aiuti del welfare, perché il governo federale durante la propria chiusura non aveva i mezzi, non aveva le disponibilità economiche per garantirli. Ad esempio, ricorderete che gli stessi militari, che per gli Stati Uniti sono fondamentali, sono anche riconosciuti quasi come se fossero una delle classi sociali superiori, addirittura sono stati trovati dei fondi alternativi proprio per garantire il loro stipendio. Addirittura Donald Trump, il presidente, ha dichiarato che gli stipendi dei militari sono stati garantiti da un donatore, un investitore privato. Quindi parliamo di una situazione molto complicata, ma in realtà non solo per lavoratori federali, ma anche ad esempio per le linee aeree americane, per le linee aeree statunitensi, lo shutdown aveva provocato non pochi grattacapi. Ad esempio, infatti, il martedì della scorsa settimana, addirittura 1.200 voli erano stati cancellati proprio perché non si vedeva la fine di questa emergenza federale. Parliamo quindi di 1.200 voli, che erano stati cancellati, ma addirittura 2.400 erano stati cancellati addirittura di lunedì e 9.600 erano stati posti come voli in ritardo. Quindi anche per le compagnie aeree si è finalmente trovato una misura molto possa aiutarli molto, anche perché come forse sapete, alla fine del mese vi è un'importante festa per gli americani, quindi avevano assolutamente il bisogno fondamentale di poter tornare a casa. Non che questa fosse probabilmente l'esigenza primaria per far terminare lo shutdown, anche perché gli aiuti per le persone in difficoltà sono fondamentali, ma era una delle tante esigenze degli statunitensi, anche perché il Thanksgiving, il giorno del ringraziamento, per gli americani è una festa fondamentale, addirittura poco sotto l'amato da tutti noi Natale. Parliamo però anche di problematiche per quanto riguarda, ad esempio, la sicurezza interna nella New York democratica, ancora non a guida Mamdani, ma New York, come sapete tutti, è ancora a guida democratica anche per quanto riguarda il sindaco Eric Adams, che è democratico. Eric Adams è stato anche quel sindaco, quel funzionario pubblico che aveva inscenato una foto degna dei peggiori narcotrafficanti quando arrestarono l'omicida Luigi Mangione per quanto riguarda, ricorderete, l'uccisione, l'assassinio dell'amministratore delegato di United Healthcare Brian Thompson.
e Eric Adams si trova un'altra questione spinosa, ovvero un giocatore di football americano dei New York Jets, Chris Boyd, è stato sparato proprio a Manhattan. Parliamo purtroppo di un 29enne che è stato sparato all'addome, si trova in condizioni critiche, per fortuna stabili, e questo non può che far ben sperare per una riuscita per quanto riguarda la sua sopravvivenza, e si spera per il giocatore di football americano anche di un ritorno in campo. Parliamo anche di una situazione difficile per quanto riguarda i servizi pubblici statunitensi, come ad esempio il servizio delle poste statunitensi, che in questo momento ammonta a delle perdite enormi, 9 miliardi di dollari, e per questo si cerca di riformarlo. Questo era anche il pensiero dell'amministrazione Trump una volta insediatosi il presidente, ma anche del proprio, anche dell'ex, possiamo dire, alleato e amico Elon Musk, con il proprio comitato Doge. Parliamo quindi di una situazione veramente complicata per quanto riguarda il servizio poste americano, che da tempo è in perdita. Non è questo il primo anno, ma non si è trovata ancora una soluzione. Invece, rimanendo sempre in politica, ma con i figli con addirittura in questo caso i nipoti il nipote di John Kennedy, dell'ex presidente degli Stati Uniti, Jack Schlossberg, di 32 anni, ha deciso di candidarsi alle primarie democratiche proprio di Manhattan per, secondo lui, difendere i diritti civili delle persone che sono stati tolti dal brutto e cattivo Donald Trump. E qualcuno, secondo Schlossberg, deve mettere fine a questa tirannia. Quindi diciamo che più che seguire le idee del grande antenato, segue il solito canovaccio trito e ritrito dei democratici, senza alcuna variazione. Ma l'altra grande notizia per quanto riguarda invece lo sport americano è quello che è avvenuto con uno dei giocatori dei Cleveland Guardians, che ricorderete lo scandalo delle scommesse. Ecco, scandalo delle scommesse non solo per quanto riguarda il baseball in questo caso, ma tantissimi altri sport, personaggi come questo Emmanuel Clays, che guadagnano tanti milioni, molto più dei nostri, ad esempio, calciatori europei. Parliamo di superstar che sembra proprio abbiano messo in difficoltà il proprio sport di appartenenza con delle scommesse che mettevano veramente che cambiavano il risultato. Per gli Stati Uniti questo è stato uno scandalo molto importante per quanto riguarda lo sport, e Emmanuel Clays, ad esempio, ha deciso di dichiararsi innocente, quindi non colpevole di tutte queste accuse molto importanti. Continuiamo però con le notizie importanti. Lo shutdown ha causato tante problematiche per gli statunitensi. Per fortuna è stato quindi finalmente abbiamo messo fine, hanno visto la fine dello stesso shutdown, grazie giovedì a una firma di un ordine di un decreto presidenziale di Donald Trump, ma un Donald Trump che in questo momento è impelagato per quanto riguarda gli Epstein Files, i documenti del miliardario Epstein, che sembra riguardino tanti personaggi pubblici del panorama politico e non solo statunitense, ma è una questione un po' delicata, una patata bollente passata prima dall'amministrazione democratica di Joe Biden e poi
all'amministrazione repubblicana, scusate, di Donald Trump, e ha causato anche tante problematiche all'interno proprio del panorama politico. Nessuno durante l'amministrazione democratica voleva il rilascio, se non i repubblicani, di questi documenti, di queste email, anche dei video per quanto riguarda chi ha frequentato l'isola dell'ex miliardario, ora morto, suicida in cella. Si pensa addirittura a un omicidio in quel caso, ricorderete. Parliamo di un Donald Trump che forse è implicato, ma non solo, e forse anche tanti altri, in realtà anche del Partito Democratico. Vedremo, soprattutto perché i repubblicani dovranno decidere, perché hanno la maggioranza al Congresso e alla House of Representatives, dove voteranno per il rilascio degli Epstein File, ma sia Donald Trump sia lo speaker dei repubblicani Johnson in realtà hanno dichiarato di voler votare per il rilascio. Quindi in realtà parliamo di una situazione complicata di cui nessuno conosce bene tutte le dinamiche, ma gli Stati Uniti a guida Trump hanno attaccato ancora una volta le navi che utilizzano i narcotrafficanti. Si parla in questo momento del 20° attacco missilistico proprio ai danni di queste navi. Sembra che poi abbia portato addirittura alla morte di 79 persone e 2 che invece sono stati feriti e rimpatriati. Parliamo quindi di un attacco molto importante proprio nei mari del Caraibi. Parliamo anche in realtà di come cosa stia avvenendo anche negli stati a guida democratica proprio per quanto riguarda la polizia dedicata all'immigrazione. Infatti negli stati democratici in realtà sembra che stiano rilasciando i dati di alcuni autisti, ad esempio, proprio alla polizia dedicata all'immigrazione ICE, in maniera, secondo i senatori in realtà democratici, in maniera assolutamente non voluta. Quindi in realtà anche gli stati democratici stanno aiutando, volontariamente o meno, vedremo cosa diranno le investigazioni future. In realtà stanno aiutando anche loro la polizia dedicata all'immigrazione, mentre incitano in realtà poi alla sommossa popolare in pubblico. Parliamo anche di 2 multinazionali molto importanti negli Stati Uniti come Boeing e Starbucks, nonostante le difficoltà economiche di entrambe. Ma cosa accomuna queste 2 multinazionali? Ecco, finalmente per loro e anche per i lavoratori vi è la fine di importanti scioperi per tutto il continente americano, perché 101 giorni, ad esempio, erano stati quelli di sciopero per i lavoratori di Boeing, che finalmente sono riusciti a ottenere un lavoro grazie ai sindacati americani. E parliamo anche invece dei 1000 e più baristi di Starbucks, che sono riusciti anch'essi a ottenere un importante accordo con la multinazionale del caffè, ma non solo americano. Anch'essi sono riusciti, per fortuna, a ottenere migliori condizioni e un contratto lavorativo sufficientemente appropriato per le loro capacità. Parliamo anche quindi di due importanti multinazionali che devono scendere a patti con i sindacati americani, che forse dovrebbero insegnare qualcosa ai nostri per quanto riguarda l'aiuto alle persone comuni. Altre notizie che riguardano gli Stati Uniti, ovviamente si parla appunto della polizia dedicata all'immigrazione, ne abbiamo parlato in precedenza in questa rubrica. Ecco, gli Stati Uniti, il governo federale ha deciso
durante la propria amministrazione di assumere 50.000 lavoratori federali, soprattutto però per indirizzarli all'interno di mansioni, all'interno di tematiche dedicate proprio all'immigrazione clandestina. Infatti ricorderete, tanti lavoratori federali erano stati accompagnati alla porta, licenziati o invitati a mandare le dimissioni, quindi diciamo licenziati perché ricoprivano ruoli e erano in settori veramente molto costosi per il governo federale, non portavano risultati adeguati. Addirittura ricorderete che in alcuni casi in paesi in via di sviluppo i lavoratori americani preferivano quasi donare i soldi piuttosto che creare una strategia utile proprio a quel paese, invece di aiutarli quindi per il futuro. Ecco, il governo federale dell'amministrazione Trump ha deciso quindi di rimodellare la forza lavoro federale per inserirla in contesti dedicati all'immigrazione e combattere in maniera migliore l'immigrazione clandestina. Questo anche per quanto concerne poi tra l'altro la campagna elettorale di Donald Trump, che è sempre stata basata sulla battaglia all'immigrazione clandestina, e quanto sia stato importante probabilmente anche l'aiuto di Elon Musk su questo settore, proprio per identificare quali fossero i rami secchi, perché parliamo prima dell'avvento di Donald Trump di 2,4 milioni di lavoratori federali. Ultima notizia in chiusura, prima di lasciarci: altre difficoltà a Los Angeles con incendi, roghi che Los Angeles ancora una volta non riesce a mantenere sotto controllo. Parliamo di una Los Angeles a guida democratica con la sindaca Karen Bass, che tra l'altro aveva ridotto i fondi dedicati proprio ai pompieri, e invece di fare politica, invece di fare quello che sarebbe stato giusto fare in passato, sia Newsom, il governatore della California, sia la stessa Karen Bass, sindaca di Los Angeles, hanno preferito scagliarsi contro l'amministrazione Trump e ora sono in enorme difficoltà, tra l'altro con migliaia di acri che sono stati dati alle fiamme, con il rischio di inondazioni e addirittura di frane proprio sul territorio losangelino. Ma l'altra notizia invece per quanto riguarda la California è la causa che l'amministrazione Trump vuole inscenare, vuole giustamente fare ai danni di una California a guida democratica, a guida di Newsom, che probabilmente sarà il candidato dei democratici contro The Donald o il suo successore nel 2028. Vedremo se riuscirà a togliere il terzo mandato come divieto, ma la causa si occupa soprattutto del gerrymandering, ovvero della ridistribuzione dei democratici per quanto riguarda i distretti, perché i democratici a guida Newsom hanno cercato di redistribuire i distretti ovviamente per favorire loro stessi, dopo aver criticato però il Texas, che aveva solo pensato di farlo a sua volta, il Texas a guida repubblicana. Quindi ipocriti, e ovviamente rischiano anche di avere delle difficoltà, delle sanzioni proprio da parte del governo federale. Con quest'ultima notizia il sottoscritto Matteo De Sio vi saluta e vi aspetto la prossima settimana sempre qui su Radio Libertà. Grazie per l'attenzione, grazie per l'ascolto, una buona settimana e una buona giornata a tutti voi.